E allora noi dobbiamo combattere la corruzione, lo spreco, il burocratismo, l'evasione fiscale, il furto di proprietà statale, le truffe nell'esecuzione degli appalti pubblici. E allora un'idea potrebbe essere questa: la costituzione di gruppi di pressione democratica, non di partiti. I gruppi di pressione democratica non sanno che farsene del Partito Comunista come di qualsiasi altro partito. Si avvicinano casomai all'anarchismo più progredito. I gruppi dovranno avere un minimo di organizzazione a vari livelli, ma non dovranno mai in alcun modo diventare partiti. Sarebbe la loro fine. Il partito, poiché deve durare, diventa schiavo degli elettori e dei finanziatori, e si trasforma in un organismo burocratico che perde il contatto con la base. I gruppi di pressione democratica non si propongono lo scopo di conquistare il potere, ma quello di esercitare una pressione sul potere per costringerlo a fare determinate cose. Della perdita di voti i gruppi di pressione democratica non hanno da curarsi affatto. Prima di tutto perché non sono destinati a durare, ma tutt'al più a continuamente riformarsi sulla base delle esigenze nuove che salgono dal basso, ma poi perché i loro rappresentanti in Parlamento non potranno venire rieletti.